24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Nel 2011 le imprese con meno di 10 dipendenti hanno offerto un lavoro a 4 persone su 10, molto di più rispetto al caso delle grandi imprese, oltre 250 dipendenti, poco più di 2 persone su 10. Inoltre sono proprio le microimprese ad offrire di più il posto fisso. Il 47% delle assunzioni non stagionali delle microimprese è a tempo indeterminato, un dato superiore di 2 punti percentuali rispetto al dato complessivo, 44,9%. Le microimprese, come sostengono i ricercatori di Fondazione Impresa, non temono di investire sul fattore lavoro e sono più propense a fidelizzare i propri lavoratori attraverso contratti più stabili anche in momenti particolarmente critici per l'economia italiana e mondiale. Secondo il turistometro, ovvero l'indicatore del peso quantitativo del turismo, che misura il numero degli arrivi sugli abitanti, Jesolo sopporta un impatto turistico maggiore di Venezia, con 41 turisti per ogni residente. Il dato è emerso dallo studio del CESDOC, centro studi dei dottori commercialisti, esperti e contabili di Venezia, che, a completamento del lavoro sulla tassa di soggiorno nei capoluoghi veneti, analizza l'impatto del turismo sul territorio utilizzando il turistometro nei capoluoghi veneti ed in alcune città ad alta vocazione turistica. Anche se Venezia, con un residente ogni 13,69 turisti, è il capoluogo veneto con il più alto tasso di turisticità, ci sono città a vocazione turistica che superano la Serenissima, come per esempio Cortina, con quasi 36 turisti per ogni abitante. Le imprese, per forza di cose, gli imprenditori si impiccano, si sparano, vanno in depressione, fanno infarti, fanno ictus, ne fanno di tutti i colori e ci credo. Vorrei vedere con questo stress psicologico che sono costretti a subire attraverso questi meccanismi perversi di calcolo. Ne hanno combinate di cotte e di crude questi benedetti banchieri. E siamo qui a protestare contro lo strapotere delle banche che ne hanno combinate di cotte e di crude, perché non è vero che solo gli evasori fiscali hanno messo le mani nelle tasche degli italiani, ma le banche hanno prelevato illecitamente soldi dai conti correnti, specialmente dei piccoli e piccolissimi imprenditori. Accade che specialmente gli imprenditori edili che lavorano in scoperto di conto perché devono farsi dare i soldi per poi andare a fare le loro insediamenti produttivi e le loro abitazioni, lavorando in scoperto di conto devono pagare interessi talmente elevati che non ce la fanno, perché, come ho detto, le banche, usando in maniera distorta il meccanismo della commissione di massimo scoperto, che adesso è stata abolita, ma fino al 2009 ha creato dei danni notevolissimi e si è prodotto un reato che si chiama il reato di usura, un grave delitto contro la collettività e non solo contro la persona, ecco, che le banche l'hanno fatto con la complicità più o meno surrettizia della Banca d'Italia. Ma al solito il problema è che il controllante è il controllato alla fine. Sì, perché la Banca d'Italia, che avrebbe dovuto fare vigilanza, non l'ha fatta, anzi addirittura è stata complice delle banche quando ha fatto le circolari che diceva che la commissione di massimo scoperto non doveva rientrare nel calcolo. Invece la legge diceva che tutte le componenti del costo del denaro, senza le imposte e le tasse, andavano a incidere sul TEG, cioè il tasso effettivo globale. Per sollevare Venezia fino a 30 cm basterebbe pompare acqua nel sottosuolo. Lo ha dimostrato uno studio appena pubblicato su Water Resource Research, secondo cui sarebbero necessari 150 milioni di metri cubi d'acqua salata iniettati a 650.000 metri di profondità. La tecnica è stata usata negli anni 70 in California per fermare la subsidenza di Long Beach.
La città di Venezia sta sprofondando sia per cause naturali sia per il prelievo d'acqua dolce fatto tra 60 e 150 metri di profondità. Il sistema descritto nello studio americano prevederebbe l'iniezione di acqua salata da 12 pozzi ricavati in varie zone della città e produrrebbe l'effetto principale in circa 10 anni. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago in provincia di Verona nella mattina del 6 gennaio scorso hanno tratto in arresto un marocchino senza permesso di soggiorno ed irregolare sul territorio per rapina ai danni di una giovane italiana residente nella zona. Il nordafricano, compagno della vittima, secondo la testimonianza della giovane, si è reso più volte protagonista di atti di violenza psicologica e fisica. Dopo la fine del rapporto, il marocchino ha iniziato una vera e propria azione di stalking, culminata in un pestaggio il pomeriggio del 5 gennaio. Il nordafricano è stato condotto nel carcere veronese di Montorio. Il mercato dell'auto fa crack. Resi noti dal Ministero dei Trasporti i dati sulle immatricolazioni di dicembre. Nell'ultimo mese del 2011 si è registrato un calo del 15,3%. Tutti i particolari su industria e finanza. 24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.